Oggi ho l'onore di intervistare la nostra Annette. Ciao Valentina. Che più che la musicista in questo caso ha fatto la sarta, perché ha cucito addosso a un cortometraggio una colonna sonora con Fabio Barnaba al piano. Il cortometraggio si chiama Io, è di Peppe Carucci. Raccontaci questa esperienza da sarta musicale, di sartoria musicale che hai fatto. È stato bello. Io ovviamente sono felice di fare parte di questo progetto, di un corto in particolar modo, perché sono molto legata come tutti sanno, alla musica, in particolare anche alle colonne sonore, e l'aggiunta, il valore aggiunto incredibile di Fabio Barnaba, oltre che il pianoforte e gli arrangiamenti, e per me è stato fondamentale, vitale. Fare una colonna sonora significa, come hai detto tu, proprio sartoria musicale, cioè cucire un abito addosso ad una storia, quella storia così importante, così anche cerebrale, no? che Peppe ci ha fornito all'inizio, e parti fondamentali di questo lavoro, sai che sono state belle, sai qual è la cosa più bella che abbiamo fatto tutti insieme, e dico tutti includendo anche Peppe Carucci. Lui ha voluto ovviamente farci leggere tutta la sceneggiatura, fin dall'inizio, dalle prime parti, proprio per crearci, no? Per farci entrare nel corto, nella storia. E la cosa bella per me e per Fabio, parlo anche a nome di Fabio perché lo abbiamo constatato entrambi, è stata la presenza anche di Peppe, perché lui veniva in fase di creazione della colonna sonora, quindi veniva in studio e stavamo lì e ragionavamo: adesso succede questo, adesso arriva questa scena, adesso, proprio al di là del minutaggio tecnico, no? Perché in un corto devi fare, in un film, una colonna sonora va valutato anche il minutaggio. La bella sorpresa, la cosa bella e piena è stata proprio questa esperienza di noi tre a costruire questo racconto proprio sulla base anche di un forte impatto emotivo. E poi tra l'altro questo cortometraggio è autobiografico, però Peppe Carucci ci ha tenuto a dire che potrebbe essere autobiografico di chiunque, quindi in realtà potrebbe raccontare l'io di tutti. Il brano si chiama Essè. Quanto è autobiografico per Annette? Allora, Essè, no, io scrivo le storie, a me piace vedere le storie, vedere la gente. In questo caso siamo andati un po' oltre, nel senso che qui non si vede solo un personaggio, non c'è una sola persona. Ecco, come giustamente dice Peppe, siamo tutti coinvolti all'interno di questa cosa, e quindi io in Essè parlo del dubbio, no? Dal titolo stesso, ma anche della possibilità di poter cambiare le cose qualora si reputi il caso di doverle cambiare, oppure della forse impossibilità, dell'ingovernabilità di certi aspetti della vita, di certe cose. Quindi questo è un brano che appare, no? Proprio così all'interno del che dà anche proprio un senso a una parte del cortometraggio. Di solito un brano è difficile che proprio racconti una parte della storia del film, di solito è un accompagnamento, questo invece è proprio centrale. È un incastro perfetto tra le parole, il senso e l'orchestra, la musica, il violoncello, c'è tutta l'orchestra, poi insieme al pianoforte e gli arrangiamenti di Fabio Barnaba c'è tutta questa esplosione che è appunto, come dire, arrivare nel momento giusto, probabilmente con delle riflessioni, no? E le riflessioni di solito partono anche da una domanda, e quindi Essè è questo. Ti posso chiedere di cantarcene un pezzettino? Dobbiamo spoilerare proprio questa cosa. Vabbè, lo canto in tonalità così abbassata, però. E se ti cancellassi adesso, se tu mi stringessi adesso, non sarei più sola, no. Mi basterebbe solo un po'. È una parte, dell'inciso. E poi c'è tutta l'orchestra che esplode, immagina questi violini, questi archi, bello, molto molto interessante, molto bello. Sono fiera e orgogliosa di aver fatto parte, perché poi c'erano una serie di professionisti, il trucco, fotografia, quella, tutti, tanti professionisti capaci, e la cosa più bella è stata incontrarsi con le anime, nel senso che
tanti professionisti, però tante persone che volevano fare una cosa bella, e penso, e come ho detto spesso anche a Peppe, ho detto secondo me un corto fortunato, sai quelle cose che nascono da sole, sì, così come deve essere, con naturalità. Sì, quindi tutto quello che è arrivato da solo è arrivato e tutto insieme, quindi questo credo che sia di buon auspicio, anche perché l'obiettivo, no, è quello poi di andare anche oltre con questo corto. E quindi la selezione, sai, la partecipazione a festival nazionali, internazionali, tutto quello che seguirà. Ok, grazie Annette, noi aspettiamo di vederlo con grande curiosità. Altro che, grazie a te Valentina.